Ok. Allora, benvenuti all'incontro con gli scrittori. Questo pomeriggio abbiamo la presentazione sicuramente di due libri, e abbiamo l'editore Andrea Nascia dei Buio Editori, che presenterà lo scrittore Maurizio Pretta e lo scrittore Claudio Piras Moreno, e loro ci parleranno della loro opera. Prego. Buonasera, bentrovati. Ringrazio innanzitutto il Comune di Buenos. Uso il microfono. Mi sentite? Si sente meglio con il microfono. Si sente meglio con il microfono. Non è detto? Penso che si accenda col pensiero. No, si accende con la spina. Ah, ecco, certo. Se volete, però ieri abbiamo fatto senza. Sì, ci sentiamo benissimo. Sì, allora a posto. Alzo un po' più la voce. Bene. Se in fondo non sentite, Avvicinate. è inutile, non potete muovere le braccia perché non mi sentite, quindi risolviamo. Buonasera a tutti, bentrovati. Ringraziamo il Comune di Barisarda e l'organizzazione per averci invitato qua, sia Rosanna che tutti i partecipanti insomma, per essere venuti. Io sono Andrea, sono dovrei dire il fondatore della Buio Edizioni, ma non mi piace questo ruolo, penso di essere quello che paga le tasse per la Buio Edizioni e questo fa di me l'editore. Stasera dovremo presentare 3 autori, forse 2, perché Vincenzo Dascani ancora non si è presentato. Il primo autore di cui volevo parlare era Vincenzo e gli farò delle domande e lui non potrà difendersi. Ce la fa una critica serrata su di lui e lui non potrà difendersi. Sì, poi subito effettivamente una arriva. Che è Eclissi, pubblicato per Logos, non Logos, Logos come posti. In secondo luogo Claudio, che presenta il suo libro Macerie, che mentre quello di Vincenzo è più un romanzo personalistico, quindi che tratta la storia si chiamava il personaggio Riccardo, che affronta una situazione familiare difficile, quindi il titolo Eclissi riporta a una visione un po' gnostica, quindi da un passaggio di luce, ombre e nuovamente luce, quindi un personaggio che non se la cava benissimo, poi piano piano si risistema, mentre invece il lavoro di Claudio è un lavoro differente, è un romanzo Macerie, che vi illustro. È un romanzo che, come il titolo suggerisce, e poi tra l'altro per me essendo di Cairo, presentare un titolo di un romanzo che parla di un paese che è franato è qualcosa che era nel mio destino, suppongo, che parla appunto di muove dalla frana di un paese viene a mancare, Pietro, il personaggio, mentre lavora alla ricostruzione del paese, dopo una settimana trova un abitante di Andrò, il paese franato. In questo caso si è una parte della memoria, perché benché Pietro abitasse ad Andrò non aveva nessun ricordo, quindi piuttosto che portare Antoni, che lui continua a chiamare il sepolcro per tutto il romanzo, in ospedale, lo porta a casa sua e lo usa come strumento per ricostruire la memoria di un paese che ormai non c'è più, e ne parleremo più avanti. Mentre il terzo romanzo, e qua c'è una piccola conflitto di interesse, diciamo, perché è un mio autore, scrive per la mia casa editrice. Il terzo romanzo si differisce dagli altri 2 perché non è un romanzo, è un'antologia. È un'antologia che parla delle cronache dell'arte di San Costantino a Sedilo, che è un romanzo che risale ormai a un anno e mezzo ormai, che affronta la storia di Sant'Agostino in maniera totalmente diversa, tra San Costantino, teologici, ne parlavamo di questo. Le cronache dell'arte di San Costantino, che è un modo per raccontare l'arte di San Costantino totalmente differente, perché raccoglie le memorie dei viaggiatori che sono stati a Sedilo negli ultimi 2 secoli, quindi racconta Sedilo come vista dalle persone che non sono di Sedilo. Quindi una delle cose più belle è stata presentarla a Sedilo, uno dei ricordi più belli, perché ci tengono tantissimo, per loro è una cosa piena di passione, se qualcuno di voi c'è stato lo saprà, insomma. E andiamo avanti. Io sono E qui presente Gianni Cavagni mi stava raccontando che lui
c'è stato e l'ha vissuta personalmente. Io invece ho letto il libro e mi sembrava di esserci stato. Il libro è veramente piacevolissimo da leggere, con questo rincorrersi di cronache, addirittura gli estratti da romanzi che parlano di questo avvenimento. Quindi, anche perché non cambia solo, alla cambia un fine po', ci c'è un lavoro di ricostruzione di quello che era l'Ardia prima, nell'Ottocento, e quello che è adesso, ma soprattutto cambia lo sguardo. Quindi è un'antologia fatta al contrario. Non racconta solo diciamo, l'evento è cambiato negli anni, ma racconta anche come la gente, col passare degli anni, lo vive. È cambiato il modo di raccontarlo, di vivere, con l'avvento dei mass media, poi è cambiata come è cambiato il mondo. Se fino agli anni della prima guerra si andava a cavallo, poi sono arrivati i motociclisti col giubbotto alla Marlon Brando. No, Il cavallo e il cavaliere sono immancabili, ci sono degli aspetti che rimarranno immutabili per sempre. E chi conosce Sedelesi sa che è veramente così, che non cambierà praticamente. Forse noi non faremo niente per conoscere qui. Abbiamo qui qualche Figlia di Sedelesi. Allora, a maggior ragione capisce di quello che stiamo parlando. Chi è di Sedelesi? Qualcuno di voi? No, assolutamente no, è uno di Meana. Io sono di Meana Sardo, ho avuto la fortuna di conoscere tantissimi sedelesi a Cagliari, quindi conoscere Sedelesi e conoscere Sedelo e di riflesso Zonchello di Sedelo. sei parente del famoso medico. Ho fatto uno studio anche su Vabbè, allora dopo mi fa piacere, mio figlio si sta per laureare in medicina, questa cosa ha una mi storia viene molto dico, particolare, sì. posso dirlo, è un medico sedelese che partì volontario sulla strada che portava alla Mecca per curare i pellegrini arabi, quindi si ammalò e poi è morto là, però lui è stato lo zonchello di Muro, per si è dedicato a Un igienista. è stato un igienista di livello, un studioso. Comunque. No, stiamo parlando di Sedelo, ci stava. Allora, Vincenzo non è presente, quindi cominciamo da Claudio. Sei contento? Ti vedo entusiasta. Non sono molto portato a... Ma no. Nonostante faccia teatro. Ok, infatti, perché poi adesso stavo arrivando per questo. Allora, Claudio nasce nel 76, all'anno 6, qua sopra, lontano, che ha 2 passi sempre da Gaia, che è il paese che fra nasce. Frequenta e collabora con il nuovo complesso Camerata dal 2006 addirittura. Si è occupato in questi anni anche di fare un lavoro di traduzione assieme alla giornalista Matu Bernalci, l'ho scritta queste cose perché altrimenti ciao, di William Ospina, che un giorno mi farà leggere. Il titolo è Il paese della cannella, che a me subito ha ricordato Frank Herbert, perché io la fantascienza faccio questa cosa così. E infatti mi auguro che un giorno me lo farà leggere, poi vedremo un attimino, ci arrangiamo. Stasera presentiamo Maceri, che è pubblicato ormai dalla Vanda Publishing, che è la casa editrice dell'agente di Susanna Kamal, si chiama Vicky Sattler, un'agente americana. Quindi ce l'abbiamo un po' cartacea, vi ho già anticipato un po' la storia, quindi parla di Pietro, trovando questo personaggio che per tutto il romanzo viene chiamato il Dissepolto, cerca di ricostruire la sua storia tramite i suoi ricordi, facendovi parlare delle persone di Andrò, e Antoni anche tramite un po' con la memoria storica, perché non solo in contatto ricorda come Andrò era costituita, cosa che Antoni non ricorda più, che Pietro non ricorda più, ma è anche in contatto con quelli che comunemente anche qua vengono chiamati fantasmi. Almeno lui dice che è in contatto con loro, io non lo confermo. Ti dissoci dal Sì, personaggio. Che però non è soltanto questo, ma è più la memoria visiva, auditiva e dei personaggi che abitavano Andrò. Leggendo il libro la prima impressione che ho avuto è quella di un lavoro molto ben curato, quindi un lavoro molto sedimentato. Infatti la prima domanda è innanzitutto come nasce l'idea. Tu dici aveva l'esempio, però raccontaci tutto. Sì, alla fine l'esempio è stato quello. L'idea nasce da una visita che ho fatto a Cairo diversi anni fa, e stavo andando per una rassegna teatrale a Saadali, e lungo il percorso ci siamo fermati
a Gairo. Da lì mi è nata l'idea di scrivere un romanzo che parlava di un paese che avesse affrontato le stesse vicissitudini di Gairo o qualcosa di simile. Dico qualcosa di simile perché infatti il paese di cui parlo io, Antro, in realtà rispetto a Gairo ha avuto una storia, un decorso molto diverso. Mentre Gairo è stata fatta evacuare prima che ci fosse la frana nel 1951 dalla protezione civile, io ipotizzo che quest'altro paese, Antro, che è un paese fittizio, inesistente, anche se è ispirato proprio a Gairo, non sia stato fatto evacuare da nessuno e quindi la tragedia sia piombata nel paese senza che gli abitanti potessero prepararsi o mettersi al sicuro. E infatti questa frana provoca diversi morti. A distanza di 7 giorni da questa frana viene ritrovata una persona sepolta nelle macerie, per quello lo chiamano sepolto. E di questa persona non si conosce proprio la storia, non si sa chi sia né niente, però la persona che lo trova è Pietro, che soffre di una particolare forma di amnesia, ovvero non si ricorda tutto ciò che riguarda il suo paese, mentre tutti gli episodi del suo passato se li ricorda perfettamente. Ha questa amnesia selettiva che riguarda solo il paese e non riesce a capire perché. Di sicuro c'è che questo paese sta affrontando un po' le stesse problematiche che affrontano un po' tutti i paesi dell'interno, i piccoli borghi, ovvero l'abbandono, la gente che va a vivere da altre parti, la perdita di identità del paese, le classiche tematiche che affrontano un po' tutti i piccoli borghi. E quindi un po' questa amnesia di Pietro sembra un po' riflettere questa perdita che il paese stesso sta subendo. E sarà Antoni a ricostruire la memoria non solo di Pietro ma del paese stesso. Per questo Pietro decide di portarsi Antoni a casa sua, perché ha, appena lo vede, l'immediata sensazione che che Antoni possa restituirgli il suo passato. E allora prende questa decisione folle, improvvisa, di portarselo a casa e di curarlo, perché all'inizio Antoni è in condizioni è stata una settimana sotto le macerie, ma non raccontiamo troppo. No, Una delle cose che sicuramente sono gli incipit, sono le prime pagine, non spaventatevi, non diciamo come finisce. O lo diciamo? No, non lo diciamo, non ha senso. Una delle cose su cui è centrata è proprio il problema della memoria. Essendo di Gairo, che poi non sono più di Gairo, sono di Capisara, quindi è ancora più sfigato. Non abbiamo avuto la frana, però non hanno neanche la frana, ci è considerato. Una cosa che racconta nei vecchi è proprio la frattura che genera un evento del genere, perché ovviamente semplicemente la perdita degli spazi e dover spostare un intero paese genera una frattura che non solo è nella memoria ma anche nel ricordo delle persone e in quello che poi diviene del paese. Tant'è vero che poi Gairo si è diviso in 2 parti e anche in questo è stato bravo perché genera 2 paesi che si generano, che poi ho riconosciuto più i Nosini e gli Erzo, me li sono immaginati un po' così. Sì, anche se ci poteva stare. Quello che invece volevo chiederti è, adesso andiamo non sul discorso, è un romanzo autobiografico perché non penso che tu abbia scappato. Quello che volevo chiederti è quanto tempo ci è voluto per realizzarlo, perché ho avuto l'idea di un lavoro molto ben curato e molto ben strutturato. Quindi qual è stata, come è nata l'idea l'abbiamo capito, quanto tempo ci è voluto perché il tuo editore, che poi ovviamente mi restituirà in favore, perché quando tu andrai a New York a presentare Signor Vinces, l'editore dovrà restituirmi il favore, quindi già ti presenterà. Lo partiamo? La settimana prossima. Adesso finiamo qua, poi vediamo, ci mettiamo d'accordo, insomma. Perfetto. Allora, in realtà il romanzo l'avevo iniziato l'anno che sono andato a Sedilo, però poi l'avevo abbandonato, avevo comunque nel frattempo in un anno ho preso appunti su vari tecniche, varie note, il solito casino di noi che scriviamo. E l'anno dopo l'ho ripreso verso ottobre, penso di averlo finito, no, prima, a settembre e l'ho finito verso novembre 2011, se non sbaglio.
Però poi dopo la prima stesura ho continuato a rivederlo, a integrarlo e a aggiustarlo per più di un anno, anche dopo aver firmato il contratto di rappresentanza con Vicky Sattler, che in realtà Vicky Sattler è un agente letterario, uno tra i più importanti in Italia. Ho firmato inizialmente un contratto d'agenzia con lei, nonostante il giorno prima, a dire il vero, avevo ricevuto una proposta da Armando Curcio editore, però ho preferito poi firmare con Vicky Sattler. Un'altra cosa che volevo chiederti è, in tutto il romanzo permane, oltre al problema della memoria, che è un'altra cosa che ho notato, è il rapporto dell'uomo e natura. Sì. D'accordo? L'evento naturale che poi scatena la frana sembra quasi attribuibile all'uomo, che non è visto l'uomo come parte della natura, ma è visto come un elemento estraneo. D'accordo? Ci sono diversi personaggi che agiscono per la frana, che distruggono gli alberi. C'è un po' un'attenzione verso la natura che deve essere tutelata, dove l'uomo deve stare attento, insomma. Certo. C'è anche questo monito. Il monito riguarda proprio questo aspetto, in quanto tutti i personaggi del libro soffrono una sorta di senso di colpa per quanto è avvenuto. Cioè alla fine chi sopravvive, chi è sopravvissuto, si sente colpevole di quanto è avvenuto. Questo senso di colpa si avverte in tutto il romanzo e in tutti i personaggi. Ognuno ha nei propri ricordi una mancanza che ha, diciamo, fatto nei confronti della natura e che sente causa di quello che è successo, quando in realtà quello che è successo nel paese descritto è un insieme di concause. Non è possibile che una frana sia causata da una sola causa, ma da un insieme di cause, e questo un po' si lascia intuire solo alla fine del romanzo, mentre durante il romanzo ogni personaggio si sente colpevole di aver mancato nei confronti della natura. Infatti il monito è quello che secondo cui si dice all'uomo che deve assolutamente rispettare la natura, poiché la natura, oltre ad essere il bene più prezioso che abbiamo, può, non dico vendicarsi, perché la natura non può avere una volontà, Un'escatologia, però può riprendersi ciò che gli è stato strappato, questo sicuramente. anche perché poi il richiamo non è solo alla natura senza l'uomo, c'è il richiamo verso il paese come era in origine, quindi c'è l'idea di un paese ideale, d'accordo, a cui tutti si rifanno, una memoria di un paese ideale che probabilmente non è neanche esistito, insomma, e nella memoria delle persone e nella memoria di Antonio. C'è qualcun altro che vuole fare delle domande? Difficili però. Mettetevelo in difficoltà. Ma sopravvivere è comunque una tragedia, fa sentire comunque un colpo riguardo a quelli che non ce l'hanno fatta, non so, anche i soppressi salvati di Primo Levi racconta questo, cioè lui non ce l'ha fatta, nel senso che comunque sopravvivere di fronte alla tragedia di Adam, in questo senso si sentono in colpa perché non hanno fatto in modo che le cose andassero per bene. Per entrambe le ragioni, si sentono in colpa di essere stati causa o con causa di quanto avvenuto, e si sentono in colpa per l'aspetto che diceva che uno non ce la fa sì, per il fatto stesso di essere sopravvissuti. Sì, non lo so, magari un vecchio si sente in colpa perché lui è sopravvissuto e non è sopravvissuto un bambino, un nipote, oppure nel romanzo c'è un personaggio molto bello, anche lui è un personaggio tipico dei piccoli borghi che ormai è quasi scomparso, ovvero il calzolaio del paese, che si sente in colpa perché lui è sopravvissuto alla moglie che invece è morta, e questo è un aspetto che sono entrambe le due colpe. Poi c'è anche una frattura nella memoria, poi nel ricordarsi, un dolore che si ripercuote su tutto, sulla memoria, sulla vita culturale delle persone, sul loro senso di appartenenza e di identità, su tutto. Si sentono che qualcosa nella loro vita si è lacerata,
questo è normale anche perché un evento di quella portata per forza genera delle fratture enormi in una persona, comunque ti sta realmente, letteralmente venendo a mancare la terra da sotto i piedi. Tutto quello in cui credevi, su cui hai basato la tua vita, gli affetti, la tua terra, la tua casa, eccetera, ti viene a mancare e non puoi neanche prendertela con un'altra persona, con qualcuno in particolare, te la puoi prendere solo con te stesso e con i tuoi errori. Per questo ancora il senso di colpa. C'è anche un messaggio poi di speranza, nel senso che poi l'uomo, facendo parte della natura, riesce in un certo qual modo a riscattarsi, a riportare, ma questo lo diremo un'altra volta. Qualche altra domanda? Sto lasciando da noi, però no. Un'altra cosa che ho notato, ne approfitto adesso è il fatto che prima dicevamo che lavora con la nuova Complesso Camerata e in effetti tutto il romanzo ha una tematica, ha un modo di procedere molto dialogico. D'accordo? I personaggi raccontano tantissimo, ci sono moltissimi dialoghi diretti, quindi penso che sia un romanzo da leggere e a cui dare del tempo. D'accordo? Quindi per chi fosse interessato, adesso non so il prezzo, sì, 7 euro. Chi fosse interessato può far venire, farsi fare, fotografare il testo dall'autore stesso. Okay. Prima hai fatto un lapsus perché dicevi di andare a Savani, invece hai detto Sedilo. Sì, non te ne sei accorto. Una volta hai detto Savani, una volta hai detto Sedilo. Quindi io ho dato per scontato che sia stato tutti e due i posti. probabilmente sì, no, è andato per Sadali, poi visto che è la strada per la Barbaggia, andiamo a Sedilo. Siamo un po' di strada da fare. Sì, è curva. Chi l'ha conosciuta, chi ha conosciuto quella strada sa che il punto più vicino, la strada più breve da un punto all'altro non è sicuramente in Barbaggia. Niente, è passato, dicevamo prima, racconta qualcosa di Maurizio. Che mi dispiace che non ci siano giorni perché era legato al percorso di Maurizio, perché Maurizio ha vinto il premio speciale ad Aves, il premio Gramsci. Non l'ho scritto, non l'ho letto, non so dove l'ho scritto, quindi devo ricostruire la memoria. Nel 2013 e c'era anche un lavoro che avremmo dovuto fare, poi abbiamo lasciato così, tra le tante cose che era un lavoro sui Gramsci assorbono, che è presente nella raccolta un'antologia ogni 2 anni ad Ales fanno una raccolta e niente. La storia dell'arte di Sedilo nasce una sera, no, un pomeriggio, una mattina, era un mercoledì sera forse, adesso non ricordo il giorno, però che Maurizio mi ha detto che aveva questo materiale su Sedilo, che ci stava lavorando da tanto sull'Ardia e niente, inizialmente c'è stato un terrore perché conoscendo persone di Sedilo so quanto può essere pericoloso andare a spiegargli l'Ardia. Il modo che ha avuto Maurizio è particolare perché non va a raccontare in maniera saccente cos'è l'Ardia, ma va a raccontare cosa le persone che sono andate a vedere l'Ardia raccontano. Quindi difficilmente abbiamo il racconto mio preferito è quello del piemontese che descrive l'Ardia come un film sul Far West. Un western, perché la vede con gli occhi dell'esterno, sì, perché ha avuto a che fare con i cavalli, però li ho visti in Piemonte a Roma all'ippodromo delle Capannelle, poi vederli lanciati in quella che chiamano una selvaggia parata sicuramente ha un effetto più apache cavalleresco. Bene. E poi la Sardegna è molto western, sono d'accordo con Vinicio Caposella. Beh, ci sta, probabilmente il clima, il No, vento. ma non è solo questione di clima, è questione di situazioni. E poi noi abbiamo il mito del western come l'abbiamo visto al cinema, in realtà era una cosa ben diversa. Uno degli stereotipi più divertenti è quello del cowboy col cappello a larghe falde, che è arrivato con il film degli anni 50. Che lo scrittore di Tex era un sardo. Sì, sicuramente, ma qua andiamo a ripescare in una iconografia moderna, appunto. In realtà anche chi allevava i cavalli, ma
la frontiera male che andava prendeva qualche sombrero messicano, altrimenti avevano la bombetta come in tutto il resto d'Europa, erano comunque degli occidentali. Questo dell'isola del cappello, no, comunque stiamo divagando. No, a me piaceva. Allora, raccontaci invece tu com'è nata. Beh, è nato quasi per caso, nel senso che, tornando al discorso di prima, se si incontrano in Sidilesi, volente o nolente, l'Ardia è come conoscere un cacciatore, parla solo di caccia, in Sidilesi parla l'Ardia. Gli amici dell'università che non hanno dato esame nel mese di luglio si sono sicuramente. A luglio c'è l'Ardia, a seguito, cioè si ferma il mondo. In quei giorni. Prima era anche diverso perché c'era la novena, quindi si fermava anche. Beh, poi racconto l'episodio allora di un Sidilese Tocca, appunto, che era mio padre. Che poi non è una cosa che è imprenditore, abbastanza, insomma, un Sidilese avveniristico che aveva aperto una società di lavoro aereo, quindi ha comprato aerei, in flop, perché i sidilesi sanno essere così anche poco. Insomma, a un certo punto mio padre invecchia, insomma, le vicissitudini della vita, decide, insomma, di vendere questa azienda. Nel contratto di vendita dell'azienda c'è scritto che lui il giorno dell'Ardia torna in possesso della sua flotta, perché un aereo della sua flotta doveva sorvolare l'Ardia di Santo Antino, e questo mio padre l'ha fatto sino all'ultimo anno che era in vita, anzi l'ultimo anno, l'ultima Ardia, siamo andati, mio padre era già in ospedale, insomma, era praticamente terminale. Ha chiesto a me, mio figlio, di andare a volare sull'Ardia con l'aereo che quel giorno tornava in possesso, cioè, diciamo, di mio padre, per sorvolare sull'aria, perché lui doveva volare, faceva un volo, salutava i sidilesi, come dire io ci sono, anche se adesso mi occupo d'altro, mi vengono i brividi quando lo dico, tant'è che l'anno successivo, quando c'è stata la famosa cosa, insomma, si avvicinava all'Ardia, mio padre già non c'era più, le persone che hanno acquistato la società mi hanno chiamato per dirmi cosa facciamo, cioè l'aereo volerà ancora, allora sono stata io a dover dire no, l'aereo volava solo, perché quello era mio padre, a me fa piacere anche che i sidilesi sentano la mancanza, cioè questa era una cosa che era praticamente di mio padre, quindi ho dovuto, ma cioè era questa cosa pazzesca anche, questi qua che mi chiamavano per dire cosa facciamo, non sardi, i faticoni, che sono le persone che hanno acquistato quella società, non sardi, però e hanno sempre apprezzato moltissimo anche questa cosa, perché l'arte è un qualcosa che va oltre qualsiasi ragionamento. Ho scoperto questa cosa tardi. Ho scoperto questa storia tardi leggendolo su una rivista sidilese, altrimenti sarebbe finito subito. Sì, era una cosa. L'aereo dell'Ardia è stata una cosa per molti anni. Da per me ok, stiamo preparando la seconda edizione del libro, quindi ci finirà sicuramente. Perché è una bella storia. Assolutamente. Tra l'altro, dalla misura del tempo moderno, che è anche il significato un po' del cambiamento anche di questo. Stiamo dando per scontata proprio la storia dell'Ardia. Quindi per chi non lo dovesse sapere, adesso lo recuperiamo. Per favore. Sì, ecco. No, non ci ho pensato perché sono andato per scontato, sono andato. Allora, non so che cosa immagina. Ok, allora, tutto parte bisogna partire. Roma. No, bisogna partire da un altro presupposto, no, perché questa è una comune. Da Ponte Milvio. Sì, da Ponte Milvio. Noi siamo di Ponte Milvio. Noi siamo di Ponte Milvio. Ecco, Perfetto, tutto torna, vedete? è dalla famosa. Allora, questo è il culto di San Costantino, che è una cosa, perché non esiste soltanto a Selo, comunque in Sardegna, e lo spieghiamo fra un po'. Per capire però la festa, inteso come novena, di dedica a un santo, che sia cristiano o meno, perché in questo caso San Costantino Magno non è riconosciuto dalla Chiesa cattolica romana, è santo per la Chiesa bizantina, quindi santo per Costantinopoli, ci mancherebbe pure che non lo fosse lui. Però bisogna andare a quello che erano le feste della Sardegna centrale, quindi immaginatevi il santuario del Monte di Gonare, il santuario di San Cosimo a Moià, San Mauro a Sorgono, sono tutti santuari campestri dove una volta all'anno o più volte all'anno, ma rigorosamente in maniera in pompa a magna, diciamo una volta all'anno, si faceva la festa del santo e si andava a stare là per 12, 14, a volte anche per più giorni. I pellegrini che arrivavano dai paesi diversi venivano ospitati nelle cumbesias o bulistenes, dipende dalle zone, dove trovavano alloggio, potevano dormire, mangiare, divertirsi con gli altri.
La differenza di Sedilo è che Sedilo sta praticamente quasi a metà Sardegna, quindi l'incontro del capo di sopra, quindi l'area sassarese, lugudorese, gallurese, con quella meridionale. Tutto questo per dire che San Costantino Magno nasce come culto, secondo tradizione, non per merito di un sedilese o altri sedilesi, ma per merito di un abitante di Scano Montefiore. Pare che questo possidente di Scano Montefiore sia stato rapito durante un'incursione di quelli che chiamavano gli arabeschi, quindi un'incursione saracena, quindi dei pirati tunisini dell'Alto Ristanese, e sia stato fatto schiavo, e che in sogno durante la sua prigionia gli sia apparso San Costantino proponendogli la libertà in cambio di una promessa, un voto, ovvero una volta libero la costruzione in suo onore di un santuario da erigere in una zona precisa, che è il Monte Isei, che è un monte a ridosso dell'attuale lago Modeo. Prima il lago non c'era, è stato costruito negli anni 20, e di costruire questo santuario. Pare che questo possidente di Scano Montefiore, poi si sta leggendo a me, è ancora materia di studio e soprattutto di scontro tra Sedilo e Scano Montefiore, perché fino a non troppi anni fa la festa veniva organizzata un anno da Scano Montefiore, un anno da Sedilo, un po' come succede a Montegonare tra Orani e Sarula, che organizzano la festa una volta l'anno. Questa pare sia l'origine del culto. Per altri invece pare che questo Costantino fosse né più né meno che un regolo turritano, quindi un principe che ha amministrato il principato, il giudicato di Torres durante il periodo medievale, che per la Sardegna non fu il periodo buio che fu per gran parte dell'Europa, ma fu un periodo di grande evoluzione politica e sociale. Stiamo parlando del periodo di Leonardo da Bolea, che è stato forse dei giudicati, che è l'apice dell'autonomia sarda, pur influenzata dal Vaticano e da Genova e Pisa, però comunque in un contesto storico molto particolare. Sì, ma raccontaci il Sordone, perché loro vogliono sapere cosa succede a Sedilo. A Sedilo mi blocchi l'entusiasmo. A Sedilo pare che l'Arde non è altro che una corsa a cavallo, che però non ha un vincitore, non si corre per arrivare in gara. Si parte primi, in modo che sembra, o almeno così è stato attribuito dalla tradizione sedilese, di costruire la battaglia di Ponte Milvio tra Costantino e Massenzio. Quindi l'atto fondante del potere temporale, che arriverà un po' dopo con la donazione ai papi, Costantino, quindi il potere temporale della Chiesa, e pare che quindi rievochi questo scontro dove Massenzio e i suoi cavalieri e cavalli finiscono sul Tevere, proprio dall'attuale, che è andata a Roma a conoscere la zona di Ponte Milvio, quella adiacente allo stadio olimpico praticamente. E quindi pare che questa corsa e questa rievochi questa battaglia. C'è da dire che in un contesto sardo le corse equestri sono esistite sempre, quindi magari era una corsa che si faceva già in un periodo precedente, che è stata in qualche modo adattata, come è capitato alla maggior parte dei culti in Sardegna. Io faccio sempre l'esempio di Santa Maria Aquas a Serdiana, dove c'era un pozzo nuragico, è stata costruita una basilica di Santa Maria, a cui hanno aggiunto il nome di praticamente una Madonna acquatica sarebbe. Con la diffusione del cristianesimo era una pratica comunque comune, che si è associassero ai riti precedenti e poi si infatti poi se si va bene a notare, poi soprattutto dove ci sono questi santuari, poi sempre c'è la presenza di un nuraghe, di un dolmen, di una stele o di un pozzo sacro, spessissimo capita, spessissimo. E notare che questi pozzi sacri spesso sono stati comunque intitolati a dei santi, Paolo Latino, Santa Cristina, nell'esempio più lampante. Comunque, detto questo, il mio lavoro non parla di questo, questa è un'introduzione per farvi capire di quel che trattiamo nella nostra antologia, perché sull'origine, reale o meno, sul significato di tutto il rituale dell'arte, anche una corsa che poi rallenta, va a passo, fa dei giri attorno alla chiesa, lo dico per chi non lo sa, che sono in numero dispari, che vengono decisi da Sabrina Bandera, il capocorsa, è colui che porta lo stendardo di San Costantino, che è scortato da altri due cavalieri, sempre con questa lance, con la bandiera rotolata,
per non ostacolare la cosa, e dietro tutti gli altri. L'unica, come dire, regola richiesta, ma non perché sia una regola che non si può contravvenire, ma perché non si parlerebbe d'altro credo per 20 anni, se capita, se la bandera si fa superare il resto dei cavalieri che stanno dietro, no, è orribile, non è che è una cosa inaudita. È capitato e vengono tuttora ricordati, è capitato poco, però si devono tuttora ricordati le brutte ardie, perché se la prima bandera viene superata è una brutta ardia. E affinché questo non accada, oltre alla scorta, oltre alle 2 bandere che lo accompagnano, ha una scorta di altri cavalieri che sono armati di grossi bastoni e che non transigono, non si mettono tantissimi scrupoli a darsene santa ragione a cavalieri che arrivano. C'è da considerare che, per chi conosce come è formato il santuario di San Costantino, immaginate un cortile gigantesco con delle case attorno, si entra attraverso un arco, i cavalieri arrivano in picchiata da una discesa che è così, dove si inciampa pure a scendere su Frontini, e si arriva dentro la corte di San Costantino e poi si fa, fino alla chiesa, si fanno dei giri che sono solitamente in numero dispari, 5, 7 o 11 dipende, e poi si fa una discesa di nuovo in corsa fino a una rotonda che sta a valle dove c'è una croce chiamata corsa. Ma il periodo, il momento in cui c'è il rischio che venga superato, quindi è la discesa? La discesa, la salita dappertutto, tranne quando si fa il passo. I mezzi di avviso dove ci sono passi. No, ma viene dato un cavallo migliore a chi... Ognuno, anzi, ora... proprio per evitare questo sorpasso. No, l'asta ha un piccolo vantaggio, perché parte davanti agli altri, ha un piccolo vantaggio. Però, in realtà, oggi è diverso, oggi si prendono cavalli molto più grandi, sono razze incrociate, sono cavalli da corsa, spesso e volentieri. Prima erano dei cavalli molto più piccoli, erano quasi dei ronzini. Infatti c'era la forma dell'arco di San Costantino è molto più grande, è stata rifatta negli anni 50, prima era una porta molto più stretta, però bisogna dire che anche i cavalli erano un po' più anche piccoli. per renderlo meno pericoloso. Ma il pericolo c'è tuttora, che si corre. Anche perché poi è questa la tensione che una persona, chiunque va a Sedilo a vedere l'arte di San Costantino, la tensione sta proprio nel fatto che è una corsa, quindi è una corsa particolare dove chi partecipa mette in conto che può lasciarci la vita, è capitato anche di recente. Possono partecipare solo sedilesi? Assolutamente sì. E quanti, che numero? No, perché basta iscriversi alle liste e poi periodicamente ogni anno, se tu ti iscrivi da sedilese, puoi decidere di partecipare o meno. E il periodo qual è? Si fa l'iscrizione? No, 5, 6, 7 luglio. Pensavamo volesse iscriversi. No. Volevo chiedere una cosa. Mi interessava, Scherzo, ovviamente. Il libro è una ricerca molto accurata dei testi, delle testimonianze. Ci sei molto divertita a cercare. Infatti adesso volevo raccontare come è nato, perché questa era un'introduzione per spiegare più o meno di cosa stiamo parlando, perché chi non conosce l'arte altrimenti non può capirlo. È nato molto casualmente, perché la pulce era stata messa da un mio amico, un giornalista dell'Unione Sacra, Francesco Pintore del Desolo, che ha detto sarebbe bello fare una raccolta degli iscritti dell'Unione Sacra. Eravamo partiti con questa idea. Si fa, io lo contattavo, si fa, non si fa, però lui 3.000 impegni, insomma le parole buttate così. Invece io stavo facendo la ricerca sulla stampa d'epoca per ricostruire la vita della famiglia Gramsci nel periodo sordonese, e quindi mi sono imbattuto in diversi articoli che parlavano dell'arte. Io ho fatto delle copie, li ho tenuti e poi in un secondo tempo ho ripreso la ricerca, trovandomi in possesso di un consistente numero di articoli. Poi ho trovato quelli di libri, c'è un libro di Padre Casu che è praticamente una rarità, nel senso che è stato stampato ai primi del Novecento, poi non è stato mai andato in ristampa. E parla di una storia d'amore, è un prete che parla di una storia d'amore, della Sassari dell'Ottocento che vanno all'Arden, dove
questi giovani chissà se riconoscono una ragazza della Zara, si innamorano, però tutta la fase dell'incontro avviene all'Ardia, quindi descrive tutta la festa in maniera impressionante. E pian piano con questo materiale, col primo nucleo, io faccio il musicista come DJ e come musicista elettronico, quindi mi occupo anche di musicare dei reading letterari. Ho incontrato un attore esasperato, Giacomo Casti, e con lui è nata l'idea di fare un lavoro sull'Ardia, e da qua siamo partiti con una bellissima serata, tra l'altro proprio al santuario di San Costantino, una sera di fine agosto bellissima, con un sacco di sedilesi che sono venuti a sentirci, tutti con l'aspetto, la faccia, chi sono questi che vengono a parlare a noi dell'Ardia. Per intenderci, è come andare a parlare a Bill Gates o a Murdoch di Sky. O a Siena del Palio, sì. Uno... Esatto. Sembra mai Bill Gates, poi tra l'altro l'ho fatto tutto. Sì, va bene. No, era ma sì, è più calzante l'esempio del Palio di Siena, sicuramente. Poi non è solo una cosa sedilese, andrebbe detto che è una delle due feste più importanti della Sardegna. No, questo sì, ma per un sedilese questo ha poco sì, valore, sì, se non in è termini un luogo di incontro, quindi Sedico si trova un po' al centro, quindi ma è una dopo... fede, l'Ardia è qualcosa proprio di viscerale, sì, profondissimo. Per un ma sedilese quello sì, che ma dico anche per tutta la nell'introduzione Sardegna del un po' libro è questo, che se chi non nasce e cresce a Sedilo non può capire. Io, pur avendo studiato a fondo, non lo capisco fino in fondo, puoi sentirlo dall'esterno. Quello che si prova a iscriversi nelle liste è un giorno tu diventi prima pandera, perché comporta anche una spesa diventare prima pandera. Io conosco una persona che si doveva sposare l'anno, è diventata prima pandera e ha rinviato il matrimonio. Il torinese non ha capito niente. No, ma perché non ha avuto l'ha letta a suo modo, ma ci arriviamo fra un po'. Perché detto questo, da questo reading, quindi è nato il lavoro del libro. Torniamo a Sedilo, idem con patate. Chi sono questi che vengono ancora una volta a parlarci? Un po' più avvantaggiato. Okay. Quello, per farla breve, altrimenti non lasciamo spazio agli altri, quello che c'è qua dentro è un resoconto di persone come me alla fine, o come voi, perché c'è stato chi avrà piacere di andarci, che hanno voluto raccontare quello che hanno visto, però senza avere gli strumenti di oggi. Voi immaginate, qua c'è un viaggiatore americano, Fitch, che arriva in una terra già che è diversissima dall'est d'Europa che ha visto. Era un tour dell'isola, aveva fatto le Baleari, forse la Corsica, che si imbatte all'Ardia e vede le cose che non può capire, però cerca di descriverle e senza essere prevenuto. Per raccontarvi, cioè al periodo sì, accadevano ancora dei rituali che erano del fanatismo religioso che forse ritroviamo nelle regioni più povere del Messico attuale. Stiamo parlando dell'autoflagellazione, di gente che si fa in ginocchio il giro della chiesa. Se siete stati, non so, a Saint-Marie de la Mer in Francia, la festa degli zingari, in Camargue, c'è una chiesa, sotto c'è una cripta, dove diventa tutto nero dal fumo delle candele. Ecco, la chiesa di Sedilo non era diversa da questi, nei giorni dell'Ardia, dai ceri che si bruciavano, quindi si acquistavano, si compravano per voto, per fare un'offerta. Lui vede delle cose molto particolari, compresa una curiosità, davano un'immaginetta nei primi del Novecento, dove c'era una lode in latino, a volte in sardo, a San Costantino Magno, e sotto c'era una postilla del vescovo di Bosa, perché si dipende dalla diocesi di Alghero e Bosa, dove c'è scritto approvato dal vescovo, c'era il nome. Allora, le persone che sapevano leggere intonavano il canto che c'era dietro l'immagine e cantavano anche il finale, approvato dal vescovo, tutto il canto gregoriano. Quindi era un trasporto eccezionale. E questo quindi già la parte religiosa. L'Ardia, oltre all'aspetto religioso, la cosa, il suo fascino, quello che modernamente si chiama folklore, però era un'altra cosa, perché è veramente una cosa molto pericolosa. Quindi per chi la vedeva, qua parliamo di un americano, ma tanti altri stranieri poi l'hanno descritta, non puoi, è come se da bambino ti portano un oggetto che non hai mai visto e non riesci a descrivere, cioè lo
descrivi meglio come tu lo vedi. Però è la percezione, la memoria di qualcosa è anche la percezione che ma tu poi ti hai. percepisci l'energia che non puoi Io capire. ci sono stato e quindi si fa per dire, arricchisco il racconto. Allora io ci sono stato, ho fatto adesso il conto circa 38 anni fa e faccio parte di quelli che ci sono arrivati a cavallo, anche se io ci sono arrivato a cavallo di una Guzzi 800. Ma della generazione Marlon Brando che ho detto prima. Esatto. Sì, tu non l'hai visto, ma c'è stato un attimo di e sono arrivato lì sapendo pochissimo di questa cosa, sentendo anche lì un gran parlare di valentia e di questo elemento che anche tu hai riportato, che il rischio di morte è reale dei corridori. Chiunque lo mette in conto, però diventa specularmente pure uno stimolo. Certo. Se sei uomo, se sei un sedese vero, sin da bambino impari ad andare con l'asino alla cosa di Sant'Isidoro e poi vai e corri a cavallo fino all'Arde. Esatto. Fai. Quindi l'ambizione di un ragazzo che va a cavallo a Sibilo, che prima era la festa dei pastori. Il concetto del rito di passaggio. Sì, era anche certo. Si diventa adulti. Si diventa grandi, almeno questa sensazione io l'ho. E si va, prima era la festa dei pastori, si andava a cavallo nei pastori, tant'è che c'è anche un'Arde a piedi, che è una più recente, che è stata creata dai contadini. È una cosa molto più leggera e più intima, però ha lo stesso valore. Anche là se le danno e non... Ma non è solo il darsene. Ho una domanda, cioè che è una cosa che non colgo, ma c'è qualcuno che vuole, cioè che ha la volontà di superare? Sì. Quindi tu dal momento che inizi a correre, se hai un po' di esperienza, vai. Perché magari il tuo avversario di clan, ma non clan inteso come associazione bilingue, il clan è gruppi di amici o semplicemente, perché là tu diventi un avversario, può essere anche il mio compare di battesimo. Ok. Io ho conosciuto dei signori che, però nel momento che magari uno ha fatto da testimone di nozze all'altro, al momento dell'Ardia, se appartengono al clan di Guzzi, siamo due nemici. Okay. Però nel momento in cui poi riesci a superare, cioè hai contro tutto il paese? No! Non è che, anche se riesci a superare, ci sono gli altri che cercano di marti indietro, ti prendono ammazzate, ma sono ammazzate vere. Quindi, cioè, quindi anche se lo superi non è che vinci qualche cosa, perché lo scopo di chi poi ti si insegue è sempre di darti e di mandare. Scusate, come viene assegnata la prima bandiera? Cioè, a chi viene e allora, quando si è giovani, 17-18 anni, tu ragioni e dici voglio iniziare a correre l'Ardia, vai dal parroco, che ricordiamo per l'ennesima volta è un parroco cattolico romano che gestisce una festa che è una festa che per certamente è spagata, tra l'altro è una festa bizantina, per essere chiari. Se conoscete per i sedilesi, cioè se uno conosce i sedilesi capisce che possono buttarci sopra pure la bomba atomica, non cambieranno mai. Questa è vero, ci hanno provato dal Vaticano, hanno mandato emissari, frati, preti di tutte bastonate. No, ecco, bastonate con gli scanesi che non hanno bisticciato per la festa. Comunque se posso finire. Aspetta, rispondo a lui, sì. scusate un secondo. Tu ti scrivi in questa lista, il prete è l'unico che ha autorizzato a scegliere il nome della prima bandiera. Prima no, non è, probabilmente ogni prete sceglie a modo suo. Magari qualcuno lo fa a caso, qualcuno quest'anno lo faccio fare ad Andrea Magia. Non sono di Sedilo, quindi verranno ammazzati. Da notare che prima la bandera durava in carica 2 anni. Adesso, dal primo dopoguerra, dopo il 18, è iniziato la... Quindi, se succede che comunque qualcuno ti supera, non è che tu acquisti la prima bandiera. No, assolutamente. Non ha nulla di agonistico, non è una gara agonistica. Prego. Sì, no, mi colpiva il fatto che oltre le mazzate che ho visto e che in effetti tutto parevano qualche finzione, era questa, dunque si vedono, ecco, descrizione così
si vede la polvere come nei film western, si vede prima la polvere in alto e si intuisce che sono i cavalli che corrono, vengono giù a rotta di collo e in effetti rischiano di rompersi il collo. Per di più c'è la grande prova del beccare la porta, sbaglio, che per quanto è stata ingrandita, vi assicuro è piccolissima, e che ha dalle parti, o almeno aveva, dei materassi. Adesso viene imbottita perché sono nati delle questioni di ordine pubblico, ma non solo dei cavalli, anche per chi corre, perché adesso ci sono stati anni che ci andava il comitato per l'ordine della sicurezza, protezione civile e quant'altro, ispezioni, centro prefetto, quindi associazioni animaliste che non mancano, è una cosa molto delicata e infatti è stato anche, come dire, ci sono stati molti malumori perché se diresi a cui si è raggiunta saggiamente una via di mezzo che permette a nessuno, cioè il minor rischio possibile, però che non si corra all'ardia è impensabile, E poi c'è la prima cosa che si percepisce, la tensione, si respira a pelle, capisce la pericolosità del momento. Quest'anno siamo andati e nessuno va più piano per paura di farsi del male, però c'è tutta l'attenzione della comunità che viene percepita. Quest'anno è le donne che piangono, e le donne che vogliono correre all'ardia, le donne che vogliono eppure ci sono. Non sono d'accordo, te lo dice una che va a cavallo perché ma anche là c'è la divisione. Comunque la cosa che più mi ha colpito e che non ho assolutamente capito, nonostante qualcuno presi o presenti cercasse di spiegarmi, era il rito dentro, cioè questi giri con questo signore con la bandiera arrotolata e avvenivano delle cose che onestamente io non ho capito, poi adesso ho capito essere la ricostruzione. Sì, ma questo è un aspetto ancora diverso che ha del comico, perché molte cose del rituale pare che siano state aggiunte molto proprio da qualche parroco, da qualche priore, nel senso i giri, pare che una volta il parroco, altri due del comitato del San Costantino giocassero a carte e ragionassero qualcuno ha letto i 7 giri come 7 vizi capitali, mi si deve essere quello, vabbè, mettiamolo così, quindi un po' per questo è cambiata anche in tal senso, ma sull'origine del rituale del culto del santo a Sirio si combatte ancora tra paesani che chi la legge in un modo, chi in un altro. Quindi questo posso garantirvelo perché non se ne caverà mai nulla, perché lui continua a dire la sua. Per questo ho evitato di anche qua, per molti è stato quello, per molti è nato in modo diverso. Ci sono tantissimi studi, è arrivato un foglio che hanno trovato all'archivio di Scano Monteferro che certificherebbe quasi la presenza comunque degli scanesi della fede, è certa, finché non sono stati spostati dai sedilesi nell'organizzazione e sono state ammazzate pure là. Insomma, volete dare, qua facciamo partiamo dagli articoli di fine 800 e dei primi del 900 dove uno che viene da Furto reputa la festa, o meglio non la festa intera, una parte del rituale, spiega cose che probabilmente non succedono più neppure in conto, usa queste parole, quindi ha poi piano piano diventa un fenomeno turistico, certo. Già dagli anni 50 e 60, nel 60 arriva il cinema, viene proiettata un pezzo dell'Ardia, se vi ricordate la settimana Inco? Sì. Nei cinema c'erano dei documentari che si davano, dei cinegiornali, si davano prima della proiezione dei film. Parli dell'arte e sente la voce del signore con l'istituto d'oro, viene dalla razza sarda, questi che parlano, quindi l'arte diventa popolare anche fuori, anche se c'erano stati già dei piccoli articoli che attiravano un po' l'attenzione, però quando arriva al cinema e poi chi ha visto il film con Ugo Tognazzi, una questione di onore, girato quasi tutto tra Rosei e la Baronia, però c'è una parte che è stata all'Ardia e pare che
Quindi è stata organizzata un'area ad hoc per il cinema, non era registrata nei giorni di San Costantino, è stata rifatta completamente l'Ardia e il regista non mi ricordo, ma comunque è stato tranciato da un cavallo mentre si girava, hanno dovuto sospendere il film e tante cose. Quindi dagli anni 60 i turisti che iniziano ad arrivare in Costa Smeralda ai giorni d'oggi, agli anni 80, tant'è che poi sono tutti legati con la camicia bianca, forse quando l'ha vista lei erano ancora in maglietta arancione perché si andava come capitava, e quindi era questo. Ecco, noi raccontiamo proprio le modifiche, da quando c'era il circo o il napoletano che cercava di fregarti soldi col gioco dei tre bicchieri, perché arrivavano pure i napoletani, ma era un microcosmo di Sardegna. Serra ha sostenuto che fosse la vera assemblea dei sardi, perché al di là di come poteva essere Sant'Efisio a Cagliari, che era una festa forse urbana almeno più grossa, era un appuntamento che arrivava la gente da tutta la Sardegna. Pensate che i venditori di vino di Lanusei andavano fino a Sedilo per portare il vino Liastrino con le strade di allora. Passavano per Gailo, tra l'altro. Sicuramente. Era un giro impressionante, erano 3 giorni di viaggio, si andava bene. Quindi c'era questo microcosmo di tutti i venditori, i torronai di Tonara, la carapina di Alizia. Ma è successo che si interrompesse o che venisse rimandata? È capitato 2 volte. Allora, non viene mai rimandata, che ne so, se piove, l'Ardia un anno non si è corsa, si è andata al passo, per evidentemente i problemi di... È stata spesa in anni particolarmente tragici, gli anni della guerra. Nel 1943, anche perché poi le cumbesies, quindi le logge che ospitano i pellegrini, che sono state occupate dai salesiani cagliaritani, hanno trasferito tutto il materiale perché Cagliari veniva bombardata, quindi c'è stato il fenomeno dello sfollamento e quindi è stato usato anche quello spazio. Tieni presente che, arrivo subito, stiamo dilungando molto, tieni presente che in quegli anni nei paesi accoglievano i profughi, erano dei profughi della città, li sfollati, dormivano pure nelle case dei maiali, perché ogni spazio veniva sfruttato, quindi ogni spazio di un paese, in questo caso un santuario, veniva sfruttato, altrimenti deve succedere proprio qualcosa di grave, neanche una morte di un partecipante blocca l'arte. Volevo soltanto dire che sei talmente bravo a raccontare, nessuno comprerà più il tuo libro. No, infatti non lo adesso chiudiamo qua. Tutte queste parti sono cose raccontate che non fanno parte del libro, per saperne di più. Questa è la mia visione, racconto poco per aver visto gli altri. Qua allora, penso che sia arrivato Vincenzo da Scania che c'è Vincenzo. lo inviterei. C'è Vincenzo? Sì, allora, sì. Posso dire un'ultima cosa? Veloce, no, che poi non sei perché... No, è questo. Hai 30 secondi. Che parte e finisce con un altro romanzo che è degli anni 90, quindi sono 120 anni di storia e si vede proprio tutto il cambiamento, ma anche nei cronisti, perché poi negli anni 80 il dubbio era, ma non è che correte l'Ardia per valentia, che non era per il valore degli uomini lì, era per farsi vedere. Per lo stesso motivo che adesso in Sardegna ha un sacco di persone nel cavallo e anziché andare in campagna, che è la cosa più bella del mondo, si mettono a girare col cavallo dentro il paese. Quindi sono i dubbi embletici dell'era umana. Adesso fermati perché grazie. C'è il Poltana che volevo dire appunto che vogliamo invitare Vincenzo Maria D'Ascanio che è arrivato, così parlerà del suo libro, sì? E poi volevamo anche dopo l'intervento parlare con Aroldo Marinai e Gianni. No, ma in realtà noi siamo qui, qualcuno si sarà chiesto, ma quei due che ci fanno lì si aspettava Giulio Angioni per discutere del suo ultimo libro, che tra l'altro è molto bello, però Giulio Angioni è malato. Gli facciamo gli auguri e forse non ha senso parlare. Però vogliamo sapere qualche cosa si può comunque dire. E allora, intanto benvenuto. Grazie, scusate il ritardo e buonasera a tutti. Io sono stato invitato. Ti presento io. Sì. Se te la senti. Sì. Io ho già parlato di te, abbiamo detto le cose più terribili. Mamma mia. Proprio perché non sei in accordo con il resto della comitiva. Allora, devo trovare da parte però, quindi in questo momento cercherò di prendere tempo. Sai pure, ma io mi avvicino anche un po' d'acqua che...
Eclissi. Ok, grazie. Vincenzo, vediamo un po'. Aspetta, risultato le pagine che ho preparato per voi. Nata Ierzu ha al suo attivo già 3 romanzi, La terra dell'odio del 2008, Valeria e le cattive compagnie del 2013, due libri di poesia, 2 raccolti di poesia, d'accordo? Gradini e stagioni. Stasera è qua con noi per presentarci. Eclissi, sempre, lo posso detto prima, Lobus, che dicevo, quando tu non c'eri, che secondo me è un titolo assegnato bene. Lo definisco un romanzo personalistico perché parla di Riccardo, d'accordo? Che vive un momento difficile, quindi c'è un passaggio. Già il titolo secondo me prende benissimo, perché l'Eclissi è un po' un momento di luce, ombre e nuovamente luce, quindi un momento di rinascita, un momento anche gnostico. Beh, nessuno sa, però lo dico anch'io. Quindi Riccardo parte da una situazione familiare difficile, tocca il fondo e poi c'è tutto un percorso di rinascita. Le tematiche che ho trovato all'interno di questo romanzo sono fondamentalmente due. Uno la trova benissimo Riccardo Burrelli, che ne cura l'edizione, che fa luce su quella che ai tempi nostri è la ricerca della pillola della felicità, cioè si può trovare la felicità all'interno di... E la seconda è tutto il discorso anticonsumista che pervade un po' tutto il romanzo, d'accordo? Lo fa la voce narrante, lo fa il personaggio principale e lo fa anche nell'ultima parte una specie di santone, ma qua non vi anticipo niente. Prima domanda, parlaci di questo libro, come è nato? Anzi no, parlaci del limite tra scrittura, che ti avevo avvisato, quindi adesso si è preparato, tra il limite che c'è in questo romanzo, perché secondo me è un romanzo personalistico, nel senso che ripercorre molto, secondo me ci sono anche alcune tematiche che riportano un po' ai fatti personali, d'accordo? Qual è il limite secondo te in questo romanzo tra quello che è la scrittura terapeutica, nel senso che l'autore fa per sé, e qual è il momento in cui in questo romanzo ti sei trovato a dover fare qualcosa di artistico, quindi rapportare quell'esperienza anche per gli altri, certo. Artistico in senso lato ovviamente. Certo, diciamo che quando io mi apprezzo a scrivere un romanzo, innanzitutto parto sempre dalla mia esperienza personale, perché ovviamente è quella che conosco più a fondo. Una persona, uno studioso può andare a fondo con i libri, però è sempre l'esperienza personale che dà la vera profondità al libro, perché nell'esperienza personale ci sono tanti risvolti che conosce solo l'autore e che magari non si trovano da nessuna parte. Però allo stesso tempo l'esperienza autobiografica deve diventare un valore da trasferire al lettore, perché comunque la funzione dello scrittore sicuramente intellettuale, diciamo, sì, è quella di comunque portare il lettore alla crescita. Alla crescita, diceva quindi il signore Biasi anche questo, giusto? Sì, non se l'è vista col vento. Quindi l'esperienza dell'autore è importante nel momento in cui si trasforma comunque in un valore diciamo sociale, in cui appunto la sua esperienza autobiografica diventa importante perché appunto mira a degli aspetti sociali che sicuramente il lettore è capace di cogliere. Quindi sì, l'esperienza autobiografica, però io sono dell'idea, l'ho sempre detto, che il ruolo dell'intellettuale è quello di comunque diciamo setacciare la società, osservare le sue contraddizioni e possibilmente dare una risposta a queste contraddizioni stesse che nel loro diciamo nei loro interstizi diciamo provocano anche il malessere sociale, che è appunto forse il motivo dominante del libro stesso. E appunto diciamo la combinazione di questo autobiografico sociale dalla vita a un romanzo che è innanzitutto credibile,
perché appunto è autobiografico, in secondo luogo è elemento appunto di crescita per la comunità intera, perché rivela appunto delle contraddizioni del sistema che hanno provocato nell'uomo, soprattutto moderno, delle criticità e degli aspetti appunto che ne hanno minato fortemente lo spirito. E questo diciamo che è appunto il senso più profondo del romanzo. Quindi ci sta che un po' lo scrittore abbia la responsabilità anche di riportare nei confronti del lettore un essere critico, quindi in questo caso intellettuale non è da viversi come una persona che sono intellettuale, me la tiro, no, non è questo, ma è una persona che comunque ha delle responsabilità. Certo, l'intellettuale ha la responsabilità appunto di osservare e avere gli strumenti appunto per criticare gli aspetti sociali che comunque provocano innanzitutto il malessere sociale e sicuramente il ruolo dell'intellettuale è anche quello appunto di individuare una strada per uscire da queste problematiche. Se l'intellettuale o lo scrittore scrive un libro fine a se stesso, come tanti libri che abbiamo famosi, che vengono commercializzati, a me viene in mente, vabbè, non faccio nomi perché no vabbè, c'è anche un limite, nel senso che sì, già il fatto che una persona scriva qualcosa e porti le persone a leggere in un momento prosaico come quello in cui viviamo è già una cosa buona. Beh, cioè, sì, io non sparerei contro, nel senso che alla fine chiunque abbia da raccontare qualcosa vale la pena quasi sempre di essere ascoltato, insomma. Poi il valore va visto anche nelle cose più semplici, magari si celano delle grandi, a volte no. Cioè, non ne sono molto convinto, sto correndo una battaglia in cui non credo tantissimo, però mi sento di, insomma, cioè, stanno fischiando le vecchie, no, non lo dico, non dirò il nome che voi intanto state parlando di Fabio Fo. No, si è materializzata l'idea. No, dai, non ho mai trovato dei refusi nelle sue opere, quindi va tutta là. No, sembrerà strano, però c'è un'attenzione anche là nel linguaggio che è importante. Come dice la mia amica, ha portato un sacco di italiani a leggere, almeno questo mese. Ecco, infatti. Vabbè. Ma nel senso che poi alla fine da quel pathos della distanza che si ha leggendo magari di letture semplici, poi uno cerca di elevarsi per il fatto che dice no, io queste cose non le leggo cose, poi non legge niente. Sì, ma poi il discorso è che tu puoi fare anche un libro in cui vendi 10 milioni di copie, se però quel libro tende comunque ad esaltare, a inserirsi in un sistema che appunto ci sta portando diciamo alla distruzione sociale, morale e collettiva ed individuale, allora ti inserisci in un sistema dipende da quanto ti pagano la percentuale sulle 10.000 copie, che là si può discutere, anche là poi l'onestà intellettuale viene un po' a vacillare su 10.000 copie. Però non diciamo che sempre leggere ti piacerebbe no, no, dai, un po' sì, meno capelli, però alla fine è un momento di scherzo ovviamente. No, diciamo che leggere è importante, però bisogna leggere le cose appropriate. Leggere le stupidaggini ha portato anche l'Italia a un forte declino. Quando si leggevano per esempio i libretti sulle razze, c'erano questi libretti che giravano durante il fascismo in Italia. Il problema è che non erano libretti, cioè che erano scritti da persone che gestivano la cultura, erano eminenti universitari, spesso e volentieri. Certo, bisogna stare attenti che... Tra i firmatari del manifesto della razza c'era Giorgio Bocca, non scordate, che poi ha scritto tutt'altro. Quindi certo, c'è anche il periodo storico, credo, sì, che si affronta. Oggi c'è il problema è un altro, quello della banalità, per lo stesso motivo che siamo pieni di programmi di cucina, di come ci dobbiamo vestire, pettinare, truccare, eccetera. Sì. Purtroppo c'è questa deriva. Adesso però state perdendo di vista l'obiettivo, dovete vendere dei libri, non dovete essere anticonsumisti. Ma arrivati a questo punto sta dicendo non comprate, non spendete, poi non vi comprano niente. No, ma è come il discorso della musica. No, se scrivi usi le buone parole, non usi il legno, è questo che dico sempre. Se fai un libro lo fai con a parte che si può essere leggeri e fare qualcosa comunque di valido. Assolutamente, Stefano Benni nell'esempio, credo.
un nome a Io caso. avrei detto un nome a caso, però sono d'accordo, sì, anche Stefano Bene. si può fare qualsiasi cosa, anche la cosa lui più è- stupida, anche il racconto più stupido, tu puoi renderlo meraviglioso. Il problema è vendere fumo, quello che dico io. Poi io leggo di tutto. Ma voi avete questa visione un po'... No, non è questo, non è che siamo... No, invece lo so perché ti conosco. Il problema è che noi non siamo contro gli scrittori da classifica o contro il bestseller, anche se, per quanto mi riguarda, 8 volte su 10 il libro è come il cinema, se la sala è piena il film va bene. La sala è piena va bene. No, se la sala è piena Se secondo non me si il film non vendessero è... quei libri probabilmente non si venderebbero i libri intellettuali. No, ma poi ci sta che un film incassi, ci sta, ci sta che ne so, uno scrittore bravo, che pure è famoso, venda ma per quello che racconta. Il problema è che adesso scrivono tutti quelli che vanno in televisione e fanno un libro. E spesso ci sono dei ghostwriter dietro, non scrivono, non so neppure farinare lo sanno. Scusa, ti ho tolto spazio, non volevo dire. No, continuate. Continuiamo su questo gramscianesimo. Ma no! È una figura intellettuale che deve... Ma non è questione di essere intellettuale. Andare a fare... Io ho letto anche libri di Giacomo Ormesano, non è semplici, intellettuale, e parla dirgli- di sport. Bisogna parlare, lui ha ragione, questo sono dalla sua parte perché ha pienamente Ma sono d'accordo ragione. anch'io, solo che... E allora? Però sei devo fare il mio ruolo. Scusa, tu hai scelto me perché parlavo dell'aria, perché sapevo che avremmo venduto tantissimo, poi sono andato e ho capito che sarebbe stato un percorso difficile. Una cosa bellissima che da raccontare, quando prima non abbiamo fatto in tempo, insomma, la presentazione di Sedula alla fine è durata 2 ore e mezza. Cioè non ce ne faceva, noi abbiamo a un certo punto detto, ma signori andremo. abbiamo creato una rissa tra c'è stata gente una che rissa. aveva visioni diverse Sì. sulla natura dell'arte. C'è stato un momento dialettico, ecco, loro lo definirebbero così. Un momento dialettico, poi si è arrivati a una sintesi. Mancava l'arbitro alle corde, il ring, il resto... Dovevamo farlo noi eravamo al limite, eravamo là, io ero stupido, bellissima, mai più una presentazione così. Cioè, voi dovreste veramente impegnare, dovreste tirarvi i capelli, no? Fatelo, ogni tanto fatelo. Quindi mi piace tanto. Sì, comunque no, avete troppo. Ok, Eclissi, Logos, te ne dicevo. No, volevo chiudere in maniera... Va bene, no, potete continuare. È finito, lui faceva un bel ragionamento. La giornata doveva in qualche modo coinvolgere anche una discussione, una presentazione del libro dei lettori, che però non c'è e che quindi secondo me non ha ci troviamo senso. a cena tra Se mezz'ora. qualcuno ha letto l'ultimo libro di Giulio Angioni, che è un libro delizioso, scritto benissimo, questo Angioni che tra l'altro ha letto tutto, anche le parti di sociologia, di antropologia e poi c'è la narrativa. Questo libro è splendido, è una specie di rivisitazione tra l'Armata Brancaleone e il Robinson Crusoe, una compagnia nel 1258 tra pestilenze, lepra, Santa Gia, gli stagni di Cagliari, Pisani e Genovesi, sempre loro nel mezzo che se la danno giustamente, come diceva qualcuno stamani, venivano a fare bella qui perché era più comodo. Va bene, questo libro è molto bello. Se c'era Giulio Angioni, gli facciamo gli auguri, se ne faceva 2 parole, a questo punto allora chiudiamo la tavola rotonda e ci vediamo fra mezz'ora circa, sono circa ore sono 7 meno un quarto. nell'istituto Galileo Ferraris 7 meno esattamente qui è Santa Gia. 7 meno 18 Diciamo alle 8 alle avanti per la cena sotto il nuraghe per la cena prima del concerto. Grazie a tutti, Grazie di a aver Andrea, sei tu il cassiere? No, vai, devi fare come ti dico.
no, che poi finisce con noi di fare discorsi con tu, basta che gli faccio sentire il tuo. Dammi la penna a caso. Lo scrittore che va su giro senza penna. Grazie a te. No, guardi, ma me la siccome stiamo a fare tutto, me la fai perché sì, lo scrittore che mi ha dato la c'è l'editore. No, andrebbe diviso, adesso diverso. Conti separati. Non sarebbe un senso. Quindi ci sono aneddoti interessanti. Sì, facciamo una chiacchierata. Puoi prenderlo. Grazie. Federico.